Gran successo su larga scala per AS Sicilia con la sua tappa di Sicilia in bolle che al Madison della Scala dei Turchi di Realmonte ha chiuso egregiamente la sua 11ª edizione, battuto il record di presenze dello scorso anno, sfiorando la quota di 2000 partecipanti alla serata di festa finale, con oltre 100 aziende presenti, di cui 80 siciliani, e con un totale di bottiglie stappate di ben oltre 10.000 unità. Numeri così AS Sicilia fino a oggi non li aveva mai visti. Abbiamo appena concluso una sessione devastante di assaggi di spumante, abbiamo assaggiato qualcosa come una quarantina di spumanti a testa. C'era un gruppo di degustatori suddiviso su 3 panel, i 3 panel era uno di ristoratori ed enotecari, un panel di sommelier degustatori ufficiali AIS e il terzo panel di giornalisti che hanno decretato punteggi e attestati, diciamo, di premi di diverse diciamo, categorie, quindi saranno premiati un po' diversi tipi di spumanti. Il premio Alberto Gianillo nasce in memoria del nostro collega scomparso da qualche anno e vuole valorizzare, premiare quelle aziende che si sono particolarmente distinte dal punto di vista qualitativo in questo panel, dove gli spumanti vengono serviti alla cieca, e quindi a breve sveleremo chi ha vinto cosa. Ecco, sono aziende siciliane? Assolutamente sì, il concorso è riservato esclusivamente alle aziende siciliane. Poi nei banchi d'assaggio da alcuni anni abbiamo voluto allargare la partecipazione a alcune aziende italiane e anche straniere. Abbiamo presenza di qualche azienda che fa champagne, perché l'obiettivo è quello di mettere a confronto il bicchiere pieno di spumante siciliano con un bicchiere pieno di uno spumante non siciliano, confrontarli e notare che a oggi possiamo dire che non ci sono delle differenze sostanziali. Secondo me non è per campanilismo, ma il nostro spumante è veramente di altissimo livello e non teme nessun confronto. Anche quest'anno il vostro sforzo è stato premiato, una grandissima affluenza sia di aziende ma anche di pubblico oggi qui al Madison. Sì, abbiamo avuto 3 masterclass piene, 2 sold out addirittura una settimana prima. Oggi abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni perché abbiamo tantissime presenze già prenotate da giorni. Abbiamo avuto dei momenti bellissimi con la cena di gala ieri a Casa de Dors all'interno del parco Valle dei Templi, anch'essa è andata sold out da 15 giorni, quindi questo lo diciamo con un pizzico d'orgoglio per noi che organizziamo questo evento, ma per il nostro territorio che risponde alla grande per queste manifestazioni di cultura enogastronomica, che anch'essa è cultura, e qui arrivano gente dal nord Italia, dal centro Italia, dalle altre province della nostra regione, specificatamente per le 3 giornate di Sicilia in Bolle. Diciamo che dietro c'è un lavoro imponente e già si pensa alla prossima edizione 2026. Sì, già abbiamo preso appunto su quello che potrebbe essere diciamo il calendario con delle novità, perché a noi piace proporre sempre delle novità ogni anno per appunto diciamo interessare, essere sempre più appetibili ai nostri wine lovers. Quindi abbiamo già in cantiere delle novità che sveleremo a breve e noi già da 2 o 3 giorni post Sicilia in Bolle edizione 2025 ci mettiamo al lavoro per l'edizione 2026. La celebre kermesse sul comparto spumantistico siciliano è cresciuta insieme ai vini spumanti e al loro mercato ed è stata anche quest'anno meta da parte di appassionati intervenuti da tutte le province siciliane e da tutta Italia. Allora, i numeri crescono, siamo ormai alle battute finali e con grande soddisfazione devo dire, perché anche nella serata del 14 dei banchi d'assaggio abbiamo messo sui nostri social la scritta sold out. Questo significa che l'evento è sempre più cercato dagli appassionati, è un richiamo ovviamente non solo provinciale ma anche a livello regionale. Abbiamo proprio degli amanti del vino. Se posso magari raccontare un aneddoto, noi come gruppo organizzativo qualche anno fa avevamo deciso di fare ad anni alterne Sicilia in Bolle, ma ovviamente la gente non ce l'ha permesso perché dice
l'aspetta, e quindi abbiamo deciso di continuare Sicilia in Bolle per diverse edizioni. I numeri sono importanti, la spumantistica siciliana cresce non solo in numeri ma cresce anche in qualità. E ovviamente i prodotti incominciano anche ad alzarsi, oggi appunto con una masterclass proprio sui vitigni autoctoni siciliani, proprio per mettere in risalto quelle che sono le caratteristiche delle uve e dei vitigni in metodo spumantizzato. Quindi ci aspettiamo ovviamente la chiusura, diciamo, col botto, e sicuramente sarà così, e alle 11 si prevede quella che è la classica sciabolata, diciamo tra virgolette, di chiusura, e poi saremo con i cocktail party di Amaramara e una serata free danzante per chiudere completamente l'11ª edizione di Sicilia in Bolle. La consegna dei premi, Gino Grillo? La consegna dei premi sarà fatta intorno alle 9 sul palchetto che abbiamo allestito qui al Madison. Ovviamente non abbiamo ancora scoperto i vincitori, lo faremo proprio durante la presentazione e la premiazione del premio Alberto Gino Grillo. Nel corso della serata l'assegnazione dei premi dedicati a Alberto Gino Grillo, concorso diretto dal responsabile AES regionale Luigi Salvo, che ha visto una molteplicità di valutazioni attraverso pareri provenienti da 3 categorie differenti di giudici: i degustatori ufficiali AES Sicilia, quello dei ristoratori e quello dei giornalisti, oltre al riconoscimento del vino top. Anche 3 categorie come innovazione, abbinamento gastronomico e piacevolezza. Poi alle 3 di notte circa, perché Alberto lavorava su 24 ore, almeno 30, e spesso a chiusura del ristorante ci veniva a trovare e chiudevamo la serata con una chiacchierata tra amici con un calice in mano, e abbiamo pensato di fare qualcosa per gli spumanti siciliani, perché secondo noi erano un po' troppo bistrattati in quel momento, parlo di circa 12-13 anni fa. Pensammo di realizzare un evento dedicato agli spumanti, e con Alberto abbiamo deciso di farlo in questa location, perché secondo noi lo spumante in questo periodo doveva essere festeggiato in riva al mare.